Alle 7:26 di martedì 1 agosto, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Allora, da oggi niente reddito di cittadinanza per 160 famiglie in tutta Italia, più di 36.000 in Sicilia. Sono ore di tensioni e di corsa ai servizi sociali dei comuni che però non possono fare granché. Ieri abbiamo raccontato la storia di Donatella, una donna di Palermo che rischia di trovarsi, come si suole dire, in mezzo a una strada. Riascoltiamola. Palermo oggi sarà teatro di raduni spontanei, mentre già per venerdì è fissata una manifestazione di protesta. Ecco Donatella. Cioè la realtà è che alla fine di tutto ad agosto non avremo niente, non avremo neanche i 350 euro perché appunto non sono neanche partiti i corsi di formazione e quindi praticamente ci ritroveremo tutti nella miseria. Lei è Donatella, palermitana, un lavoro non ce l'ha e a luglio ha percepito per l'ultima volta il reddito di cittadinanza. L'SMS arrivato nei giorni scorsi ha mandato nello sconforto tanta gente che come questa signora lo ha ricevuto. Adesso la preoccupazione per un futuro sempre più incerto, soprattutto in città come Palermo, attanaglia molti di loro. Sono convinta che questa sia una grandissima ingiustizia sociale, forse la più grande che un governo abbia mai fatto, perché tanta gente si ritroverà logicamente senza sussidio a dover tornare, specialmente in una realtà come Palermo, ad essere sottopagati e quindi diciamo al lavoro nero. E adesso cosa facciamo? Una domanda che molti percettori si stanno ponendo. Tante famiglie, tante persone si trovano in difficoltà e stanno prendendo questa situazione anche con uno stato d'ansia, di difficoltà veramente da non sottovalutare, proprio il panico più totale, specialmente in una realtà come il Sud, una realtà difficile dove non c'è stato mai un lavoro regolare, quindi figuriamoci alla nostra età riuscire a trovare un inserimento nel mondo del lavoro. Venerdì in programma protesta da parte dei percettori davanti l'ufficio dei servizi sociali a Palermo. Spostiamoci a Catania e andiamo naturalmente a vedere come stanno le cose a Fontana Rossa. Il caos aeroporto a 2 settimane dall'incendio continua. Ecco quello che ha fotografato il TG Sicilia ieri mattina. La fila è ancora lunga a Fontana Rossa, la vedete qui che si estende per un centinaio di metri dal Terminal C. La gente deve aspettare fuori cercando un po' d'ombra finché c'è, poi sotto il sole, prima di potersi imbarcare. E meno male che oggi le temperature non raggiungono i 46 gradi della scorsa settimana. Siete al limitare del sole? Si spera di partire comunque da Catania, almeno già questo. Dove dovete andare? A Fuerteventura. Siamo a 1 ora e mezza dalla partenza confermata e ancora siamo qui col bagaglio da lasciare al check-in. Lei dove deve andare? Io devo andare a Trieste. All'andata sono dovuto scendere a Reggio Calabria, mi sono preso una macchina, ho fatto chiaramente il traghetto 2 giorni dopo perché ci hanno cancellato il volo esattamente la mattina stessa. All'interno, prima di affrontare i varchi, si transita da una tensostruttura dove un tabellone elettronico annuncia i voli. Molti sono dirottati o cancellati. Ho chattato, mi hanno detto che era confermato e stamattina alle 8:30 mi hanno cambiato l'orario, non riesco ad arrivare a Trapani. Code anche per salire sul bus sostitutivo. Siamo bloccati da 2 ore pur avendo acquistato biglietti a Siracusa per viaggiare Siracusa-Palermo. Come vedete il pullman per Comiso è completamente pieno in questo momento per diversi voli che devono partire già nel pomeriggio. Io devo andare a Verona, però me l'hanno portato dirottato a Comiso l'aereo. Arrivato ieri alle 5:30 il messaggio che dovevamo venire qua e ritornare a Comiso, perché avevamo la macchina noleggiata qui. Queste sono invece le immagini della tensostruttura che si sta realizzando per il nuovo terminal provvisorio che dovrebbe entrare in funzione nei prossimi giorni. Va bene, adesso vediamo un po' i giornali siciliani con il nostro Angelo. E da qui partiamo dalla vicenda aeroporto, perché stamattina sul quotidiano La Sicilia a parlare la D di SAC, ecco perché SAC non ha responsabilità, questo il virgolettato raccolto dal collega Concetto Mannisi, l'amministratore delegato dell'ente gestore dello scalo, respinge le accuse e conferma il progressivo ritorno alla
normalità e proprio Torrisi nel pomeriggio alle 14:30 sarà in diretta nel corso del nostro Focus Sicilia 24 con Roberta Lunghi. Non è soltanto questo, insomma, non si parla soltanto sulla Sicilia dell'aeroporto di Catania, lo fa anche Repubblica Palermo, come potete vedere. Fontanarossa in tilt tra proteste e malori, siamo allo sbando, 15 giorni dopo l'incendio al Terminal A, lo scalo catanese è ancora in ginocchio, dovevo partire venerdì, temo di perdere il lavoro. Questo è il racconto di uno dei passeggeri che diciamo dovrebbe partire proprio dall'aeroporto di Catania. Adesso andiamo alle prime pagine. Di Fontanarossa abbiamo già detto, come invece vedete con questa foto bella grande in prima pagina, senza rete, il titolo è evidente, chiaramente eloquente anche. Da oggi niente reddito di cittadinanza, sale la tensione a Terrasini, un uomo minaccia di incendiare la stanza del sindaco, i comuni sono sotto pressione e la Meloni, il premier, non cede e non fa un passo indietro. E poi il quadro economico che riguarda la nostra Italia, attenzione che c'è una brutta notizia, una frenata a sorpresa del PIL, inflazione in calo, ma non per la spesa, perché la spesa continua ad aumentare. E allora torniamo proprio sul reddito di cittadinanza, il tema che abbiamo visto in prima pagina e che sarà su tutte le prime di oggi. Sale la tensione dopo lo stop, servizi sociali presi d'assalto e caos, scatta la corsa per la presa in carico, manca la piattaforma ma per fragili e per chi va formato. Anche noi approfondiremo questo argomento intorno alle 8:15 con un esponente della CGIL. Questo è un grafico piuttosto eloquente che ci descrive quali sono le città che perdono di più. Napoli 21.507 sospensioni, poi c'è Roma, Palermo 11.573, Catania 8.974. Catania è quarta sì, nella Palermo classifica. è terza. E Palermo è terzo. Questa diciamo la situazione. Per quanto riguarda invece le sospensioni, vedi le regioni più colpite, 37.600 la Sicilia, 37.700 la Campania, siamo lì a pari merito da questo punto di vista. E poi le tensioni, ex percettore a Terrasini tenta di incendiare la stanza del sindaco, segretario generale e presidente del Consiglio lo hanno fatto desistere, allarme adesso degli assistenti sociali. Il tema dunque del reddito a Catania adesso con la cronaca sempre dal quotidiano La Sicilia, colpi di pistola contro 2 uomini, uno è grave, l'altro preso di striscio nella mattinata di ieri in via Santa Maria della Catena, entrambi colpiti all'emitorace, l'arma trovata a poca distanza, stanno indagando adesso i carabinieri e vedremo gli sviluppi quali saranno nel corso delle prossime ore. Sempre per restare nella città di Catania, siamo su La Sicilia, Movida sì alle bevande dopo le 21 purché in bicchieri compostabili, Fiepet Confesercenti, limitare il divieto alla vendita di bottiglie in vetro e lattine fuori dai locali. Il presidente Finocchiaro, sull'ordinanza il sindaco si confronti con noi, molti esercenti vivono proprio di take away e quindi si cerca in qualche modo di supportare gli esercizi commerciali, ma bisogna anche rendere vivibile e decorosa la città. Prima di lasciare la Sicilia andiamo un attimo a Taormina, sulle pagine proprio della Ionica Messinese. Deve pagare Taormina 12 milioni per appianare i debiti del Sistesto, ne parlava ieri il sindaco proprio De Luca. Per questo ci sono i prezzi più alti negli alberghi, del 50%. E il sindaco De Luca spiega perché vuole vendere la Badia Vecchia e i locali della Giara e il giro di vite sui suoli pubblici, insomma qualche tassa introdotta per evidentemente cercare di fare respirare le casse del comune. Adesso andiamo invece a Repubblica Palermo. Diossina negli alimenti, ci sono i controlli della task force e i buchi della filiera. Da questa mattina entra in funzione, in attività, una task force formata da carabinieri dei NAS e dei veterinari dell'ASP. Inizierà i controlli a tappeto nella settantina, diciamo circa 70 aziende che allevano bovini, ovini e caprine nelle due dove si producono latte e formaggi. E poi c'è un reportage con la vita da allevatori sotto l'ombra di Bello Lampo, noi in lotta
contro tutto. Poi l'altro titolo forte di oggi, il tema importante, addio al reddito di cittadinanza, ora è corso all'assistenza sociale, in Sicilia quasi 40.000 sms dell'Inps hanno comunicato l'interruzione del sostegno, valanga di richieste a comuni e patronati. A Terrasini, come abbiamo detto e sentito, un disoccupato minacciato di dare fuoco al municipio. Questo sulla prima, ma qualche particolare in più a proposito dell'allarme diossina, l'allarme nel cibo, i buchi della filiera, via ai controlli a tappeto. Come abbiamo detto c'è una task force, visiterà 70 aziende che operano nella zona a rischio, è difficile tracciare comunque la provenienza dei prodotti, crollano i mercati a chilometro zero, che sono quelli più interessati proprio dalla vicenda. E poi sullo stop al reddito di cittadinanza, le amministrazioni locali sono in affanno per carenza di personale. Abbiamo detto che sono circa 40.000 gli sms che l'Inps ha comunicato con l'interruzione del sostegno economico, 11.000 solo a Palermo. C'è una valanga di richieste a comuni, patronati e CAF. A Terrasini il disoccupato ha minacciato di dare fuoco al municipio. E poi ancora, per quanto riguarda invece la cronaca, un'altra brutta storia, un altro brutto incidente, quello che adesso andiamo a vedere: il ballo, l'amore, il futuro insieme, le vite spezzate di Eleonora e Giovanni. I due giovani di Bagheria sono morti nello scontro tra due auto proprio sulla Caltanissetta Gela. Terribile incidente, la terza vittima è una donna toscana, il marito è ricoverato all'ospedale di Enna. Bruttissimo. Una bruttissima giornata di sangue per le strade e sulle strade siciliane tra, diciamo, la notte sabato e domenica, ma anche nella giornata di ieri. Adesso andiamo a leggere invece la prima pagina del giornale di Sicilia. Regione, 1 miliardo in fumo, cerchiamo di capire, dagli impianti per trattare rifiuti alla banda larga, dagli interventi antisismici al turismo, fra ritardi e intoppi, impossibile riuscire a spendere entro l'anno i fondi europei disponibili. Questa è veramente una cosa che fa rabbia, non riuscire a spendere. È un problema atavico, direi, per la nostra regione. Perché non sono predisposti in tempo i piani adeguati, quindi se mancano i piani quelli dicono no, non li potete spendere. Diciamo che la relazione degli uffici sul tavolo adesso del governo per tentare un salvataggio in extremis. A 9 anni dall'avvio della programmazione non si è riusciti a spendere un bel po' di soldini. E poi bonus energia, aiuti alle imprese, ecco i nuovi obiettivi di spesa. Questo è il piano della giunta del governatore Schifani. Proteste al sud sui comuni, pressioni dei senza reddito, è quello che abbiamo sentito. Ha perso il reddito di cittadinanza, minaccia di dare fuoco al municipio. Tutto questo è capitato a Terrasini. E poi vedete la morte dei fidanzati, Bagheria in lacrime, l'incidente sulla Caltanissetta Gela. Questa è la storia che racconta in prima pagina con una serie di foto il giornale di Sicilia. Ma c'è anche un'altra brutta storia che arriva sempre da Palermo: un'anziana aggredita da baby gang in monopattino, tutto questo in via Mariano Stabile, in 3 contro la signora, 2 stavano di guardia, salvata dall'intervento dei passanti. Sorta di arancia meccanica di casa nostra, diciamo. Queste. E poi sempre altre storie, ragazza scippata dalla telefonina, ci sono stati però 2 arresti in questo caso. E poi sempre per quanto riguarda la cronaca, arrestato un uomo per le 2 spaccate, accusato di 15 colpi, raid nei negozi tra Palermo e la provincia. Era sfuggito alla cattura, avevano fatto perdere le proprie tracce dopo un inseguimento, poi ha deciso di consegnarsi al commissariato di Porta Nuova. Questo le notizie sulla prima pagina del giornale di Sicilia, che ha poi altre 2 notizie. Intanto foto, no? Ci sono un paio di foto che riguardano il calciomercato, con la partenza in salita. Il Palermo calcia di atti rinforzi per dare un po' di vitalità alla squadra di Corini. E poi Matranga e Minafò si ride con il film
attassati. Questo è quello che... Il titolo è tutto un programma. Quello che leggiamo sulla prima pagina del giornale di Sicilia. Siamo adesso alla Gazzetta del Sud, che ha proprio l'apertura sui fondi europei, il flop della Sicilia. Adesso è una corsa contro il tempo per evitare di perdere 1 miliardo, risorse da spendere entro l'anno, rapporto allarmato della regione. Però, insomma, invece di pensarci 4 mesi, 5 mesi prima, ci si poteva magari pensare un pochino prima. Poi ancora sempre le vicende di Messina, gli studenti fuori sede e la classifica della attrattività. Questi dati vengono dal Sole 24 Ore. Nel saldo migratorio interno, persone che provengono da altri comuni, Messina resta agli ultimi posti. Si evidenzia anche il peso degli studenti fuori sede nell'economia delle città universitarie, qui è meno rilevante rispetto alle altre. Anche meno attrattiva. Esattamente. E poi anche sulla Gazzetta, reddito di cittadinanza è il caos, Meloni difende le scelte fatte, critiche da opposizione e sindacati, la Schlein perché il governo non viene a riferire, Conte un disastro annunciata, e si accende, come vedete, la protesta da Napoli a Terrasini. Questi sono striscioni che compaiono, che si vedono un po' su tutti i giornali. Poi un paio di notizie, intanto dall'estero. Niger, terra bruciata intorno al presidente che è stato destituito dai golpisti, Unione Europea e Russia intanto osservano, e c'è una storia di cronaca italiana che fa tanto riflettere. A Chiavari, ucciso e fatto a pezzi perché voleva lavorare altrove. Questa è una cosa veramente impressionante. Un ragazzo 19enne è stato ucciso dai titolari di una barberia. Il ragazzo stava provando a passare alla concorrenza, accoltellato dopo una lite. L'ha fatto a pezzi, ma cercava probabilmente un lavoro migliore, un miglioramento. Il suo futuro, ci mancherebbe. Non è stato possibile. 2 notizie invece più curiose che altro, e intanto questa deve fare riflettere. Inserire Venezia tra i patrimoni in serio pericolo è l'allarme dell'UNESCO. E poi c'è l'orgoglio europeo, che è lo sguardo di Euclid, le prime immagini dal telescopio ESA. Sì. Stiamo vedendo lo spazio infinito, quello che ci possono regalare. Arriviamo quasi ai limiti dell'universo con questo telescopio europeo. Diciamo, questo è un telescopio europeo, un vanto della nostra Unione. Diciamo che per quanto riguarda le notizie, soltanto una nota: file in autostrada e l'uscita di giostra è stata chiusa a Messina, c'è caos. Va bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, brevissima pausa, poi i giornali nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 7:46, siete in compagnia di Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Vediamo un po' i quotidiani nazionali. Allora, cominciamo subito la nostra rassegna stamattina. A parte il reddito ci sono anche tanti altri temi, però cominciamo con il Corriere della Sera, che mette l'accento e l'attenzione sul fatto che la nostra economia sta rallentando, rallenta la crescita, il PIL cala dello 0,3%, c'è una frenata dell'inflazione e una tensione sui tagli del reddito, ma nel carrello della spesa gli aumenti sono al 10,4%, da oggi va esposto il prezzo medio della benzina. Questa è una novità per i distributori di carburanti. Questi fatti italiani. Sussidi, ci sono altri 80.000 SMS in arrivo a proposito di reddito di cittadinanza. Poi all'estero, Trump in volata nei sondaggi, tra i repubblicani stacca anche De Santis, che è il suo rivale, che cerca di contendergli la candidatura. Esatto, e poi con missili e droni la resistenza ucraina si sposta in Russia, ma intanto è stata colpita la città di Zelensky. Niger, arrestati i ministri, la protesta poi dell'Europa. La storia di cui abbiamo parlato prima, il ragazzo ucciso e fatto a pezzi perché voleva un lavoro migliore. Ma povero, guarda che bel viso, mamma mia. Una curiosità: nord e sud, la battaglia dei voti a scuola, punteggi alti e lodi nel mezzogiorno, ma secondo i test invalsi il risultato è
opposto. Queste sono querele. A proposito allora dei prezzi, a proposito, intanto dobbiamo dire che Giorgetti dice avanti con prudenza, confermiamo gli obiettivi, ma la situazione è davvero poco rassicurante perché il nostro PIL sta calando, c'è il calo dello 0,3% nel trimestre, la frenata dell'industria, la crescita in un anno resta positiva, più 0,6%, l'Europa in ripresa, l'Istat conseguenza della debolezza dei consumi e dell'export. Certo. E perché aumentavano i tassi, poi ora si sono accorti che i consumi si sono indeboliti. Ma non c'è possibilità, chiaramente se vanno aumentati, se i prezzi aumentano, poi dall'altra parte. Allora, a proposito dei prezzi, vediamo un po' di capire qual è la situazione, perché il Corriere stamattina fa una fotografia di quello che esattamente. Benzina in self oltre 1,90 €, picco da 12 mesi, non servito ma al self. Rialzi degli aerei fino al 70% sui voli nazionali e il caso delle isole. Noi ne sappiamo parecchio su questo. Gli alberghi, le camere d'hotel più costose del 20%. Il dato è dato sul 2019, tutti i rincari dei carburanti e ai mutui, le quotazioni del petrolio spingono i prezzi alla pompa e le vacanze italiane diventano sempre più costose. E poi il clima fa calare i raccolti e il prezzo al dettaglio triplica perché c'è scarso prodotto e poi per 150.000 euro la rata variabile sale a 300 euro. Questo è il risultato dell'aumento dei tassi. Questi sono alcuni prestiti mutui sono aumentati di interessi enormi. E l'inflazione al 6%, prezzi più freddi, ma il carrello della spesa vola al 10,4%. Il ministro Russo dice in settimana patto antinflazione e da oggi verrà esposto il prezzo medio della benzina alla pompa. L'aumento maggiore dei prezzi è registrato per beni energetici non lavorati e anche per alimenti. Alimenti. Molto importante. Questo è uno spaccato, una fotografia di quello che ci riservano stamattina i quotidiani per quanto riguarda, come abbiamo detto, l'aumento dei prezzi. Adesso vediamo la prima pagina di Repubblica. Il governo fa autogol, che cosa significa? Reddito di cittadinanza. Perché hanno fatto dei conteggi errati, comunicazione ingannevole, la beffa dell'assegno unico cancellato per gli esclusi dal reddito. E l'ANCI dice fare chiarezza, dopo giorni di silenzio il Ministero del Lavoro ed INPS provano a rimediare, la Schlein riferire in aula. Insomma, situazione un po' un pasticcio da questo punto di vista. E dal turismo ai coltivatori, i tagli di Meloni per premiare i padroncini. L'analisi fatta dal quotidiano Repubblica. E ancora poi l'economia adesso frena, Italia ultima tra i big europei. L'altro giorno eravamo praticamente i primi a trainare l'Europa, ora in questo momento siamo scivolati in fondo alla classifica. All'estero il Niger, la resistenza del leader, non mi piego ai golpisti, questo è quello che scrive stamattina Bazoum, questo è il deposto, anzi colui che fa resistenza. Esattamente. E poi l'allarme dell'UNESCO, questa curiosità, questa nota l'abbiamo già visto, tradita dal clima e dalla folla, Venezia è a rischio. E Twitter, ora X nel nuovo nome, forse un destino, quello che scrive stamattina Repubblica. Allora, lasciamo Repubblica, siamo adesso sulla Stampa. Il governo, il titolo è forte, il governo fa cassa con i poveri, sono le parole di Landini, segretario della CGIL, difende Tridico, il Parlamento, l'ex presidente dell'INPS, il Parlamento si crede la magistratura, la Schlein, Meloni venga in Parlamento. I dati dell'Istat, il PIL italiano a sorpresa scende dello 0,3%, non si placa lo scontro sul reddito di cittadinanza. E poi attenzione, Giorgia, il difficile ritorno a Little Italy, riferimento al viaggio fatto di recente negli Stati Uniti, l'incontro con Biden. Poi ancora all'estero il Niger ha sospeso l'invio di uranio alla Francia, ora il rischio è anche l'accordo sui migranti, quei droni su Mosca e la minaccia atomica. Stiamo parlando del conflitto in Ucraina perché la situazione è davvero preoccupante, molto tesa. La salute, c'è un rischio davvero serio di default per la sanità
sanità in 15 regioni d'Italia. C'è un'analisi, una inchiesta molto curata, molto ben fatta nelle pagine interne, vedremo se avremo tempo di poterla leggere. E poi questa foto che ci porta alla cura per l'ecoansia, come battere le paure del cambiamento climatico, quindi c'è molta preoccupazione. Stanno coinvolgendo molto i giovani, se ne è parlato a Tifuni, ricorderete, no? E infatti proprio questo è il tema. Abbiamo lasciato anche La Stampa, adesso le altre prime pagine della giornata con il Messaggero. Taxi, più licenze nelle città, questa è la novità. Il piano del governo sulle auto bianche, in cambio incentivi e garanzie sulle tariffe. Il caro benzina da oggi l'obbligo di esporre i prezzi medi. Urso, denunciate i furbetti. E poi c'è la confessione shock. Ieri abbiamo parlato del fidanzato che si era nascosto nell'armadio e poi ha ucciso Sofia. Parlava di un altro e ho perso la testa. Sofia, una fine assurda. Per questo motivo l'ex fidanzato l'ha ucciso, perché era geloso, era nascosto in casa e lei, diciamo, ha atteso il suo rientro. Questa è la cosa una brutta. trappola veramente infernale. Questo è quello che racconta stamattina il Messaggero. Adesso siamo sul Fatto Quotidiano. Fratelli d'Italia viva! Renzi è al governo, scrive evidentemente. Polemico questo titolo, come al solito. Eh sì, ma perché evidentemente vengono ripresi alcuni comportamenti anche I finti oppositori. Esatto, i finti oppositori. Calenda furente per il sushi che Dani... perché è andato lì al Twiga, è andato a mangiare al Twiga, cioè, non ci devi andare perché quella... Questa è la situazione. Cena al Twiga e voti in Parlamento. Insomma, non diciamo uno scambio, diciamo, però in qualche modo si ipotizza questo tipo di situazione. Peggio di tutti su PIL rincari, qui si rincara la dose davvero, via il reddito anche ai fragili. Stavolta insomma ci va giù duro il Fatto Quotidiano. Adesso siamo al Giornale, posizione certamente opposta. Certamente. I tassi della BCE azzoppano il PIL, quindi qui si individua la ragione per il quale il PIL, cioè Esatto. l'insieme della ricchezza prodotta dal paese, questo è il PIL, no? E l'Italia ingrana la retromarcia, meno 0,3%, il governo una reazione attesa, colpa della stretta monetaria. Questa è diciamo, l'analisi. Quindi la colpa è dell'Europa. Sì. Ecco. La protesta fa flop, bomba sociale rimandata, poche persone in piazza, Sicilia disoccupato, tenta di dare fuoco all'ufficio del sindaco. E poi... guarda chi c'è, Albano. C'è Albano, Albano entra nel dibattito sui trapper e quindi insomma dice autotune e computer sono la fine della musica, e devo dire non mi sento di dargli torto, attenzione, nemmeno io. Questa è una mia personale però diciamo posizione, esatto. Mosca attacca, bombe sulla città di Zelensky, la vendetta dopo l'incursione dei droni che abbiamo visto, insomma hanno attaccato anche un grattacielo della capitale in Russia. Adesso siamo su Libero, sinistra biforcuta, quando dicevano il reddito del Movimento 5 Stelle una pagliacciata. Oggi i Dem e la CGIL si disperano per l'eliminazione del sussidio grillino che prima criticavano. Hai capito? Hanno recuperato le vecchie posizioni. La Lagarde ci ha rotto il PIL, il titolo scelto stamattina da Libero. La colpa è sua naturalmente. Nel secondo trimestre l'Italia rallenta, meno 0,3%, e l'effetto dell'aumento dei tassi voluti dal BCE. Poi c'è un'inchiesta, perché Gualtieri a Roma sarebbe nei guai, c'è un'inchiesta sui rifiuti e vedremo a che cosa... Roma è messa malissimo, voglio dire, non è che ci serva da consolazione, però è vero. Cioè, Roma è sporchissima. Ecco, poi ancora, stavolta siamo su Avvenire con un titolo che ci racconta dell'economia italiana. La prima frenata, il PIL cala 0,3%, l'inflazione resta alta, ma il governo conferma le previsioni di crescita. Sul taglio del reddito di cittadinanza, tensione al sud, INPS proroga a fine anno se incarico ai servizi sociali. Questa è la strada da seguire. Il Niger nel caos chiama Putin, questa è la fotonotizia che ci porta per l'appunto proprio in Niger. In aereo, pullman
Herman Ocanova, i giovani invadono Lisbona, il patriarca, impegno contro gli abusi, Francesco incontrerà alcune vittime. Alle 19 locali, 20 italiane, con la messa presieduta dal patriarca di Lisbona, il cardinale Clemente, si apre ufficialmente la giornata mondiale della gioventù. Bella, bellissima. Questa è una giornata particolare da ricordare. Poi il manifesto, i furbetti del reddito, questo è il titolo scelto e vediamo un po' che cosa dice in particolare. Taglio del reddito di cittadinanza, i sindaci protestano, le prime mobilitazioni montano, le opposizioni criticano la sospensione e vengono accusate di fomentare l'odio sociale. Il governo evoca i cattivi maestri e tira dritto con la sua guerra ai poveri. Beh, una descrizione, diciamo, precisa, direi, no? E quello che la fotografia del momento, ci sono missili russi, ci sono sei vittime civili, altre vittime civili sulla città di Zelensky. Leggiamo anche il titolo dell'Unità, eccolo qui, il miracolo italiano è durato 3 mesi, così si mettono i puntini sulle i da parte di Repubblica, crolla il PIL, sale il caro vita. E poi e questa foto? Liaison dangereuse. Giorgia e Matteo. Legami pericolosi. Questa è la storia che ci viene raccontata da questa fotografia e poi un approfondimento, quei ragazzini incastrati nell'hotspot di Lampedusa, una storia evidentemente certo, di quanto accade nell'hotspot a Lampedusa. Non so se abbiamo il tempo per vedere un'ultima prima pagina, il reddito dei veleni, scelto dal Tempo, questo è il titolo, il governo è al lavoro, la sinistra izza la piazza, c'è chi minaccia di morte ai sindaci e assalta le sedi dell'Inps, Ricciardi, macelleria sociale per Schlein, guerra ai poveri, fote al PD, avete votato contro, indagini in tutte le regioni sui mancati controlli, ieri sono stati scovati altri furbetti. E poi il terzo polo si divide anche su cene alla Twiga e ferie. Sì, perché Renzi ci va mentre Calenda dice di no. E allora cos'è che dice Richetti? L'unico scemo a coccia di morto ero io che andava lì a mangiare in questo posto, insomma, così di serie B. Chiudiamo qui almeno per questo segmento. 7:59, quasi le 8. State con noi. Buongiorno Sicilia, fra poco ospiti e storie. A dopo. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo nella giornata di martedì. Alta pressione che tenderà ad indebolirsi specialmente sulle regioni settentrionali con fenomeni su Alpi e Prealpi in estensione alla pianura friulana. Al centro-sud invece sarà una bella giornata come sulla Sicilia. Ampi spazi soleggiati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cielo sereno e terso. Ventilazione debole un po' ovunque, moderata e sostenuta sul mare di Sicilia. Temperature che tenderanno ad aumentare leggermente con punte massime di 35 gradi nelle ore centrali della giornata. Non cambia lo scenario meteorologico poi per quanto riguarda mercoledì, l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica su tutta la regione, via libera ancora una volta al sole in un contesto asciutto, temperature massime diurne nella media stagionale con valori che non andranno oltre i 35-36 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Che gente arriva a 36 oggi, è la più punta, non la media. Allora, diamo il benvenuto a Salvatore Di Dio, che è un dirigente del sindacato, coordinatore della funzione pubblica della CGIL. Con lui e con altri ospiti vogliamo parlare degli incendi, adesso che la situazione si è quasi del tutto normalizzata, anche se c'è, come sapete, l'ordinanza antidiossina in vigore a Palermo. Abbiamo in collegamento delle persone che hanno subito dei guai proprio per questi incendi. Andrea Pennisi, un imprenditore, vediamo se ce lo salutiamo subito. Buongiorno, eccolo qua. Andrea, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuto. Allora, fra poco le daremo la parola, poi c'è anche Benedetta Dell'Olio, che è una nota chef che ha subito anche lei di Palermo, quindi anche lei dei danni, ci racconterà la sua esperienza. Sono Bonetta, non sono Benedetta, però vorrei chiarire. Bonetta Dell'Olio. Chiedo scusa, è un errore mio. Santo Fragalà,
che invece è un imprenditore che ha un atteggiamento di grande interesse e protezione nei confronti degli animali. Gli daremo la parola fra poco. Intanto sentiamo Salvatore Di Dio. Noi abbiamo raccontato in tutti i telegiornali, con molti particolari, tutte le vicende che insomma hanno messo nei guai la nostra regione, e moltissimo dobbiamo ai Vigili del Fuoco, naturalmente, oltre che alle guardie forestali. Siete stati coinvolti un po' tutte, anche lei personalmente, è vero? Allora, io personalmente, perché quella settimana stavo facendo un corso appunto per il passaggio di qualifica, cioè ero in caserma, però purtroppo non potevo intervenire perché impegnato in questo corso, che poi in pratica è una parte del nostro problema, perché noi purtroppo come Vigili del Fuoco a Catania abbiamo una carenza di 50 qualificati. 50 solo a Catania? 50, parliamo solo di Catania, provincia catanese. Oggi noi diciamo, andiamo a fare i conti, perché un qualificato, che la partenza è composta da 5 persone, 3 vigili, un autista e un qualificato. Ciò che sarebbe il capo? Il capo partenza, sì. Diciamo che mancando questa figura, per noi già è difficile. Certo, l'equipaggio è un po' non può uscire, una partenza non può uscire. Ma infatti in quei giorni di maggiore allarme è vero che non solo abbiamo fatto i conti, ne mancano in Sicilia qualcosa come 300 più o meno. Ma guarda, il problema diciamo, è nazionale, però purtroppo la Sicilia, essendo un'isola, non ha quei contatti con le altre regioni, perché per noi spostare da una regione all'altra i Vigili del Fuoco è consuetudine. Noi parliamo dell'ultima alluvione in Emilia-Romagna, siamo andati anche noi dalla Sicilia. Ma anche stavolta sono arrivati alcuni. Sono arrivati da fuori, però se facciamo i conti, cioè, l'incendio non ci aspetta. Le squadre che sono arrivate qua sono arrivate dal centro Italia, arrivate qua a mezzanotte, cioè partite la mattina, arrivate a mezzanotte la sera. Sono arrivati dal Lazio, dall'Abruzzo? Sì, Abruzzo, Lazio, però il problema è uno: arrivati qua hanno affrontato un viaggio di 12 ore di macchina in treno, non è che sono arrivati freschi sono atterrati a agire. Sono però arrivati già stanchi. Inoltre una cosa paradossale in quei giorni che abbiamo raccontato è non solo c'eravate quelli che facevano i corsi, e lei ce lo conferma, è uno di loro, ma che c'erano alcuni che erano a Roma, dei nostri. E che facevano a Roma? No, allora in pratica all'interno nostro ci sono dei corsi di ingresso. Per la preparazione dei corsi serve personale, il personale istruttore, perché all'ingresso si deve formare, sono 7 mesi di corso, perciò abbiamo bisogno di dare una preparazione a 360 gradi, perché noi facciamo dal gattino sull'albero, abbiamo una specialità che va, diciamo, dal muratore al carrozziere, perché infatti da noi una volta si entrava per mestiere, ora è cambiata un po' la situazione. Quindi però, mi stava dicendo, quindi... E queste persone sono già impegnate per un periodo dell'anno per la formazione di chi entra a fare il vigile del fuoco. Peccato che giusto in quel momento c'era è per tutto l'anno. La maggiore emergenza, diciamo, della stagione. Ma queste carenze noi ce le abbiamo tutto l'anno. Lo so, queste carenze. Tanto è vero che poi vi hanno aiutato anche i carabinieri, è vero? Allora, noi, a parte i carabinieri, ci hanno aiutato perché, diciamo, su quello per la gestione dell'intervento, magari per darci qualche indicazione su dove dove andare. Ma purtroppo ci hanno aiutato pure perché abbiamo dovuto chiamare i carabinieri, perché è successo che le persone adirate, dopo un sacco di telefonate, vedevano la casa bruciare, sono arrivate in caserma. Erano arrabbiate con voi? Arrabbiate con noi, perché purtroppo anche invece loro, guardiamo di nuovo quella famosa fotografia del crollo fisico che ha fatto il giro del mondo, anche noi l'abbiamo. Eccoli qua, questi. Qui dove erano? A Carlentini. Carlentini. Guardate che situazione veramente pazzesca. Dobbiamo moltissimo ai Vigili del Fuoco e continuiamo a dirlo. Allora torniamo in studio, ecco, guardate questo
No, è proprio a pezzi veramente. Mette che quell'attrezzatura che noi ci portiamo dietro ha dai 20 kg ai 30 kg. Pesantissima anche quella. Perciò è un carico che abbiamo... Vorrei sentire Andrea Pennisi, che vedo accompagnato. Andrea, c'è per favore? Ecco, lei che... Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Dove vi trovate voi e che esperienza è stata la vostra? Noi ci troviamo a Caruba di Riposto, abbiamo un'azienda agricola a San Martino e siamo in una zona dove siamo stati totalmente avvolti dai roghi e non abbiamo avuto nessun supporto per la difesa della terra. Problematica che si è allargata non solo nella nostra proprietà ma anche, diciamo, in tutta la zona qui intorno. Sì. Ma avevate l'intervento dei Vigili del Fuoco, l'intervento delle guardie forestali? C'è stato? No, non abbiamo avuto nessun sostegno, malgrado le decine di chiamate di organi competenti, non è arrivato nessuno. E come ve la siete cavata allora? Che avete fatto? Com'è stato? Grazie ai nostri operai e amici, ospiti e familiari ci siamo tirati le maniche fin quando abbiamo avuto acqua, poi abbiamo fatto delle catene con asciugamani bagnati, con tutti i mezzi di emergenza, di recupero che abbiamo avuto sotto mano. Una brutta storia da raccontare. Questo a Caruba di Riposto, ma voi lì avete che cosa? Proprietà? Sì. Oppure sono abitazioni? Noi abbiamo, come tanti intorno a noi, un vivaio. Siamo imprenditori e con tanto lavoro degli operai, i nostri sogni, i nostri investimenti, veramente li abbiamo visti andare via in fumo, si può dire, in pochissimo tempo, perché la cosa incredibile è stato il breve tempo per cui abbiamo visto le fiamme da lontano e sono arrivati da noi. Purtroppo non c'è stato l'intervento di nessuno, ma il problema secondo noi non è era l'intervento in quel momento, ma anche la prevenzione si deve fare. Noi siamo in un territorio dove non c'è manutenzione nelle strade, dove non si fa attenzione all'ambiente, siamo veramente lasciati, lì bisogna intervenire, oltre che nel momento in cui ci siamo trovati soli, e speriamo che almeno in futuro ci sia un'attenzione all'ambiente, una prevenzione di questi problemi enormi per l'ambiente. Noi abbiamo certo, ve lo auguriamo e manifestiamo per quello che vale la nostra solidarietà. Avere vissuto un'esperienza di questo genere col fuoco che avanza non dà neanche il tempo come dire, di provvedere a salvare il salvabile, è un'esperienza terribile. La paura, abbiamo avuto paura. Certo. Paura per la nostra casa, perché noi nell'azienda abbiamo la casa dove viviamo con la nostra famiglia, i nostri ospiti, i nostri amici. E il fuoco avanzava cordone velocissimo, è vero? Sì, è stato un lavoro di gruppo, di solidarietà, e questo è forse l'unico bel ricordo che ci resta. Questo il fatto degli Stati Uniti, il fatto dell'impegno di tutti, che devo ringraziare veramente. La paura a cui poi naturalmente ha fatto rimedio l'impegno di tutti. Bonetta dell'Olio è una chef palermitana che ha vissuto un'esperienza di che tipo, Bonetta? Ma noi abbiamo avuto la casa, diciamo il terzo piano della casa dove noi passiamo le nostre vacanze in campagna, completamente distrutta dal fuoco. La cosa che addolora, devo dire, sentendo parlare prima sia il signore dei Vigili del Fuoco che adesso i nostri amici, insomma, è che io vorrei dirle queste cose. In Sicilia, perlomeno io posso parlare della nostra zona, noi siamo sulle Basse Madonie, questa emergenza fuoco io la vedo da più di 50 anni, mia madre la vede da più di 80 anni, quindi non c'è niente di cui stupirsi. I fuochi sono sempre stati gestiti anche dalle persone dei luoghi, ma se ti fanno evacuare dicendo che non possono garantire la tua vita ma garantiranno le case, tu te ne vai in fiducia e poi trovi un rogo al posto della casa, perché questo è quello che abbiamo vissuto noi. Io le cose voglio dirle.
Poi mi domando se è giusto fare dei corsi di formazione a luglio in luoghi come la Sicilia, dove molto spesso le temperature estive sono roventi. Poi non esistono presidi. Anni fa il comune di Cefalù spese, perché noi dipendiamo dal comune di Cefalù, un sacco di soldi per delle cisterne che furono fatte lungo la strada per l'acqua, che non hanno mai funzionato, ma soprattutto la cosa veramente scandalosa è che non funzionano neanche le cisterne mobili, perché una ha la pompa rotta, l'altra ha la ruota bucata, l'altra addirittura ferma con il crick che la teneva in piedi, quindi a rischio. Cioè sono mezzi che non hanno manutenzione da 40 Signora, anni. lei Cioè, che danni ha avuto nella sua... noi abbiamo avuto la casa completamente, la mia casa è andata completamente distrutta ed è una casa, ci tengo a dirlo, sulla strada. Poi 3 anni fa, da appassionata di biodiversità autoctono, ho investito e ho comprato un'azienda agricola nel territorio di Gratteri, anche lei è andata completamente in fumo. Quindi io ho avuto il doppio danno, ho avuto il danno della casa a Gibilmanna, che poi è casa di mia madre ma che mi ospita da tutta la vita, ovviamente in questo terzo piano, in più l'azienda agricola, quindi insomma L'azienda lei agricola capisce si bene. trova, ha detto, già l'ha detto, Il territorio di Gratteri a 8 km, 8-10 km da allora, qua vorrei circa, sentire sì. di Dio, che non c'entra nulla naturalmente personalmente, però la gente si lamenta, ci sono polemiche, dicono ma come fare i corsi in questo periodo in Sicilia quando si sapeva che c'era una stagione di aridità straordinaria, quindi rischio incendi, poi ci sono i piromani, insomma... non è forse necessario predisporre per tempo il massimo delle forze possibili tra voi e i vigili del fuoco? Purtroppo, allora, i corsi di formazione, questo corso è partito a gennaio 2023, per vari problemi a livello dell'amministrazione, è trascinato all'ultimo momento e siamo arrivati ad agosto. Addirittura questo corso doveva durare 3 mesi, e in via del tutto eccezionale si è arrivato a 5 settimane, perciò un impegno che è andato proprio a prendere il periodo più brutto in Sicilia, ma è un corso nazionale, cioè non parliamo solo della Sicilia, l'impegno era per tutta l'Italia. Quindi voi fremevate quando sentivate all'interno della casa, noi siamo andati a chiedere se potevamo anche intervenire. Perché vedendo la situazione e cosa hanno risposto? Non si poteva fare, non perché si poteva fare. Purtroppo se succedeva qualcosa, perché non è che l'incidente era prossimo. Però, come dire... Questo fa parte, perché noi abbiamo quei passaggi di qualifica che abbiamo detto prima, se non ho il capopartenza non posso intervenire. Purtroppo i corsi sono durati, quanto è durato il suo? Un mese. Un mese, proprio questo qua. Io ho il collegamento anche ancora a Santo Fragalà, l'abbiamo sentito, che però non è ha avuto danni. Lui aveva un'idea molto bella che riguarda anche i nostri amici animali. Che cos'era il suo progetto? Ce lo racconta lei? Allora, io sono un medico veterinario. Sì. E a Trecastagno è un'azienda agricola che si sta convertendo in giardino zoologico, sarà il primo giardino zoologico della Sicilia orientale. Per legge, la legge 73/2005 prevede che all'interno dei giardini zoologici siano presenti degli ambulatori veterinari, ovviamente per fornire l'assistenza agli animali presenti. Visto questo legame che ho col territorio del Parco dell'Etna, nonostante il Parco dell'Etna, dobbiamo dirlo, io sono come la signora di Palermo, io le cose le devo dire, è terra di nessuno. Ho fatto la proposta mesi addietro di mettere a disposizione a titolo gratuito l'ambulatorio veterinario per proteggere la fauna autoctona etnea, anche perché dobbiamo ricordarci che i giardini zoologici sono dei luoghi che devono tutelare la biodiversità, sia in sito sia ex sito. Cosa le hanno risposto? Mai risposto. E la cosa più assurda è che ho fatto più volte richiesta anche di avere un incontro, un appuntamento con l'assessore all'ambiente alla regione Elena Pagana, la quale non si è mai degnata di ricevermi o semplicemente di darmi anche una semplice risposta per iscritto. Ci sono stati animali, ci sono stati vittime? Ci sono stati tanti animali, sì, ci sono stati tanti animali, perché in quanto veterinario, in quanto ho un ambulatorio poi privato, essendo anche responsabile di un'associazione animalista, l'ASPA, che ha sede proprio all'interno anche del mio giardino zoologico,
molti animali sono stati portati a visita, molti erano bruciati, alcuni non ce l'hanno fatta. Mamma mia, molti erano soprattutto anche i pulli, ovvero piccoli di volatili che erano dentro i nidi. E questa cosa è una cosa estremamente grave, anche perché parliamo di tutelare il patrimonio etneo, parliamo di tutelare quella che è la fauna autoctona, e poi oggi che abbiamo avuto questi incendi siamo tutti pronti proprio a darci le maniche per poter sollevare. Anche a lei manifestiamo solidarietà e ci complimentiamo anche per l'iniziativa. Purtroppo naturalmente sì, sono andate distrutte le cose degli uomini, ma hanno patito molto anche gli animali. L'ultima battuta vorrei chiederla a Salvatore Di Dio. Vogliamo trarre una lezione da questa esperienza? È possibile che le cose cambino? Ogni volta dobbiamo tornare a piangere e dire facevamo i corsi, quegli altri erano a Roma, quegli altri... Allora, noi a livello sindacale, perché purtroppo abbiamo avuto anche delle aggressioni sui colleghi, anche fisiche, non solo verbali, è da anni che facciamo queste denunce, perché se andiamo a vedere i comunicati che ci sono ogni anno, prima dell'estate... E che risposte vi danno? Le risposte non ci sono. Solito, non ci sono. Non ci sono risposte. Ancora aspettiamo. Il problema è che noi ora stiamo mettendo in atto stiamo organizzando, non dico sciopero perché facciamo più danno alla popolazione, perché noi non ci possiamo fermare. State organizzando una protesta? Protesta. Abbiamo chiesto insieme a Will, Cisl e Conapo, abbiamo chiesto un incontro con il prefetto e il sindaco di Catania per avere, si devono mettere l'impegno, si devono impegnare per risolvere questa situazione, e tutti i politici. Faremo Cosa delle devono lettere. fare? La prima cosa ci dica. Allora, ci vuole più personale. La Sicilia non può essere gestita in questo modo. Non si può spostare, non siamo pedine spostate da un posto all'altro in previsione che succeda qualcosa. Ci deve essere il personale sul posto. La Sicilia è un'isola e ha bisogno di avere, per la particolarità, una sua colonna mobile, un progetto, il soccorso deve essere focalizzato sull'isola. Completamente autonomo. Autonomo, in autonomia. Mi sembra chiarissimo. Grazie a Salvatore Di Dio, coordinatore della funzione pubblica della CGIL, grazie anche agli altri che sono intervenuti per le loro testimonianze. Ci dispiace naturalmente per quello che vi è successo, grazie per averlo voluto raccontare qui a Buongiorno Sicilia, è la nostra solidarietà. Facciamo una pausa, poi dopo ci occuperemo del reddito di cittadinanza che da oggi non c'è più. State con noi, Buongiorno Sicilia. Grazie ancora, buon lavoro. 8:21, Buongiorno Sicilia, e abbiamo un altro ospite, Carmelo Gatto, responsabile dei servizi della CGIL di Catania. Dobbiamo parlare con lui della fine del reddito di cittadinanza da oggi, che è una perdita grave per la nostra regione, perché la Sicilia è la regione con il più alto numero, insieme con la Campania, si contendono il primato, 36.000, 37.000 persone che godevano del sussidio. Prima di tutto Roma, Palermo, poi Catania è la quarta città d'Italia con decine di migliaia di persone che si trovano da questo momento in difficoltà. Tra l'altro vediamo di fare ordine, perché ci sono anche alcune cose poco chiare. Prima di tutto è vero che c'è stato un errore di comunicazione, per cui tra le 160.000 famiglie escluse ci sono quelle che devono presentare una nuova domanda se vogliono continuare a percepire il reddito per i figli. È vero questo che è stato fatto? Assolutamente sì, Nando, buongiorno a tutti. Abbiamo questo triste primato qua in Sicilia. Noi purtroppo ci vediamo essere la prima regione in Italia per numero di percettori di reddito di cittadinanza che da oggi praticamente hanno perso il sussidio. Siamo la quarta città d'Italia e quindi il problema sociale che ne deriva da questo stop a reddito di cittadinanza per noi diventa maggiormente rilevante che in altre parti d'Italia. Ci sono state diverse
problematiche in questa fase transitoria, tra cui ad esempio questa qui. Sono partiti a livello nazionale quasi 170.000 sms, tra questi ci sono qualche errore. Gente che dovrà andare a fare la domanda di reddito di cittadinanza. Deve fare di nuovo la domanda? Deve fare di nuovo la domanda di reddito di cittadinanza. Poi l'errore più grave, se così si può parlare, tra virgolette, è quello che riguarda la confusione per i comuni. Cioè molti si rivolgono ai comuni in attesa di avere lo status di occupabile. Prego. In attesa di avere lo status la definizione di occupabile o non occupabile, e di conseguenza, qualora definiti non occupabili, potranno continuare a percepire il reddito di cittadinanza. Comunque ricordiamo fino al 31 dicembre, perché poi la misura cambierà totalmente. Invece non sono i comuni che devono dare questo, o sono i centri di formazione o no? Ma i comuni, per quanto voglio dire nella norma è stato stabilito, dovrebbero accogliere questi percettori, stabilire il grado di occupabilità, perché la misura divide la platea, voglio dire, si passa da una misura universale, quindi una misura a sostegno della povertà per tutti, a una ripartizione della platea. Io sono più povero, meno povero, sono più occupabile, meno occupabile, e di conseguenza i servizi sociali, con le problematiche, voglio dire, che negli enti pubblici sono noti a tutti, no? Di poco organico e così via, dovranno affrontare, per quanto riguarda Catania ad esempio, dovranno accogliere 9.000 persone entro il 31 ottobre. 9.000 sono a Catania? 8.984. E nella Sicilia quanto pensa siano? In Sicilia sono 36.700. E dovranno, i comuni quindi saranno invasi? Saranno invasi, lo sono già adesso, come sono invasi i nostri uffici che cercano di dare risposte a tutti questi soggetti che da oggi dovranno decidere se comprare la spesa o comprare un farmaco per curarsi. Vogliamo fare chiarezza nelle differenze tra assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, diciamo, i destini che ci possono essere dal 1° agosto oggi? Intanto la misura dovrebbe ripartire la platea tra soggetti occupabili e soggetti non occupabili. I soggetti non occupabili sono coloro i quali all'interno del proprio nucleo familiare hanno o un soggetto disabile o un minorenne o un ultra sessantenne. Questi soggetti a partire da gennaio prenderanno il sostegno alla misura di inclusione. Tutti gli altri, quindi i soggetti occupabili, dovranno necessariamente, se vogliono aderire al progetto, che ricordiamo è una somma di 350 euro al mese, quindi tra l'altro si riduce notevolmente anche l'importo di quello che era il reddito di cittadinanza, dovranno obbligatoriamente aderire a un progetto di formazione o riqualificazione. Facendo dei corsi. Facendo dei corsi e prevedendo la misura per un massimo della durata dei corsi, che sono 12 mesi. Quindi una volta 350 euro, giusto? 350 euro. Ma questi corsi ci sono cominciati, cominceranno? Guardi, consideri che ancora non ci sono nemmeno le piattaforme attive. I corsi dovrebbero cominciare a settembre. Questa gente la stiamo lasciando ad agosto senza alcun tipo di misura di sostegno, per aspettare settembre, nel caso in cui dovesse andare tutto a buon fine, cominciare un percorso di formazione e soltanto allora cominciare a percepire le 350 euro. E questi corsi di formazione che cominceranno a settembre, se tutto va bene, non sono a cura dei comuni, ma sono a cura dei centri di formazione. Esatto, sono a cura dei centri di formazione professionale. E invece c'è un po' di confusione, la gente pensa che siano i servizi sociali del comune che debbano provvedere. La gente pensa di tutto in questo momento. Noi purtroppo ogni giorno assistiamo a situazioni, è vero che ci sono i furbetti del reddito di cittadinanza, noi abbiamo sempre condannato e criticato, ma la gente è veramente esasperata, la gente non sa esattamente che cosa deve andare a fare e di conseguenza si rivolge alle nostre strutture, si rivolge al comune, si rivolge ovunque per cercare di ottenere risposte. Tant'è vero che anche a Catania si prevedono presidi, a Palermo e poi nelle altre città. Voi che suggerimento date, diciamo, positivo
come dire, riorientare, e poi parliamo dei furbetti, perché di quello dobbiamo parlare. Ma il suggerimento intanto è seguire quello che purtroppo la normativa in questo momento dice, quindi aspettare la chiamata dei servizi sociali, seguire le procedure e in questo momento, mi dispiace dire, accontentarsi di quello che il nuovo strumento prevede. Non c'è altro. Noi Quindi mi sta sempre... dicendo che la chiamata diretta dei servizi sociali, non bisogna andare in ufficio? Che... Bisogna andare ai servizi sociali, calendarizzare un incontro, Okay. dopodiché saranno i servizi sociali in base al calendario, anche perché, ribadiamo, 9.000 persone in un mese. Non è facile. Quindi si va dai servizi sociali per essere calendarizzati per fare i corsi di formazione. Diciamo una misura questa che ha aiutato moltissime persone, però è stata anche molto criticata, soprattutto dal centrodestra. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi i titoli, la pacchia è finita, furbetti addio. Abbiamo visto anche numerose denunce fatte dalle forze di polizia anche in Sicilia, anche nelle nostre città. Quindi, come dire, ha offerto il destro l'opportunità per i soliti furbi di fare un po'. C'era chi pigliava, diciamocelo pure, il reddito di cittadinanza e lavorava a nero contemporaneamente. Guardi, qualunque, forse purtroppo nella nostra caratteristica, forse genetica, no? Tempo fa, si ricorderà, ci fu una grande campagna mediatica sui falsi invalidi civili, ad esempio. Sì, no? sì. Prendevano qualche falso invalido civile, che ovviamente è assolutamente da condannare la cosa, ma non per questo vai a revocare una prestazione a migliaia di persone perché c'è il furbetto per quella prestazione. Ora, il reddito di cittadinanza è la stessa cosa. Noi, quando fu introdotto nel 2019, siamo stati come organizzazione sindacale molto critici sulla misura. Dice, e come? Adesso siete critici su quest'altra misura? Sì, perché noi pensavamo innanzitutto che i controlli dovessero essere fatti in maniera preventiva e non a posteriori, quindi soprattutto nella prima fase ovviamente del reddito di cittadinanza intanto veniva erogato, dopodiché nel tempo venivano fatti i controlli e poi veniva revocato. Questo non è avvenuto. La seconda è legare una prestazione a sostegno della povertà al concetto di attività lavorativa. Sono due cose totalmente disgiunte. In una terra martoriata come la nostra, dove vediamo un tasso di emigrazione soprattutto dei nostri cervelli migliori, no? Ne parliamo spesso, che vanno al nord o emigrano all'estero perché non trovano occupazione. Oggi formare un soggetto di 55 anni, di 57 anni, magari fuoriuscito dal mercato del lavoro da 20 anni, ma quale ricollocazione si immagina di dare? Quindi doveva essere concepita già... Doveva essere concepita... La povertà è uno stato di bisogno che nessuno di noi sceglie di avere. Alla prospettiva del lavoro. Noi siamo stati critici perché pensavamo che in un sistema dove le politiche attive del lavoro non venissero sviluppate per come dovevano essere sviluppate, non avrebbe avuto un risultato degno di nota la seconda fase del reddito di cittadinanza, che è la introduzione. Così è stato. Adesso credo che siamo nelle stesse condizioni. L'ultima battuta che le chiedo, purtroppo il nostro tempo è limitato, salviamo almeno i comuni, perché adesso c'è la corsa al comune. Purtroppo ieri abbiamo visto anche a Terrasini qualcuno ha dato di matto lì quello che voleva, ha minacciato di dare fuoco, eccetera. Diciamo che i comuni non hanno nessuna responsabilità, no. Diciamolo ai cittadini e agli ascoltatori. Si sono ritrovati in un sistema più grande di loro che difficilmente riusciranno a gestire. Gli assistenti sociali e i dipendenti comunali non sono parte attiva di questo processo di transizione e di cambiamento e non hanno responsabilità, così come non l'abbiamo noi operatori di patronato, che spesso ci troviamo in prima linea a gestire una serie di Seguiremo l'evoluzione della situazione, seguiremo naturalmente dove ci saranno i presidi e vedremo che sviluppi ci saranno. Intanto ringraziamo Carmelo Gatto, che è il responsabile dei servizi della CGIL di Catania. Facciamo una pausa, tra poco parliamo di Sant'Agata d'estate. State con noi, buongiorno Sicilia.
8.35, buongiorno Sicilia, siamo con un ospite, Mariella Gennarino, presidente del Comitato per le festività di Sant'Agata. Eh sì, perché il 17 agosto si celebra il ritorno delle reliquie di Sant'Agata a Catania da Costantinopoli e come ogni anno Catania si prepara alla festa e la nostra ospite è la presidentessa del Comitato dei festeggiamenti agatini. Quest'anno ha una finalità e una dedica particolare, sì, vero? Assolutamente, quest'anno è dedicata ai giovani perché con i giovani dobbiamo costruire il futuro di Catania e quindi vanno incoraggiati. Come dice Papa Francesco, la virtù eroica di Sant'Agata stimoli i giovani, quindi è dedicata assolutamente a loro. Tutti gli eventi sono composti da giovani artisti, giovani attori, giovani musicisti. Questo è molto bello, è veramente interessante. C'è un programma vastissimo che comincia questo mercoledì con una mostra, finisce il mercoledì 23. Proprio sui giovani, la mostra dell'Accademia di Belle Arti è fatta da ragazzi, allievi ed ex allievi dell'Accademia di Belle Arti con opere bellissime che invito veramente a vederla questa mostra. Il ricavato estate con Sant'Agata. Estate, sì, estate, quindi state anche con Sant'Agata, non partite, non andate fuori, vivete la festa. Questo già mercoledì 2 alle 10.30 dove si trova? Alla Gamba, alla Galleria d'Arte Moderna, alle 10.30 c'è l'inaugurazione, quindi vi aspettiamo con bellissima piacere. Questa mostra, una grande iniziativa. Iniziativa dei giovani. Qualche altro, ce ne sono tantissime. Ce ne sono tanti, tutti degni di essere assolutamente nominati, tra cui quella di Confindustria, delle donne di Confindustria. Che giorno è? Impresa Donna, che è giorno 3, scusi, sempre con Confindustria Sicilia Donna. Ed è appunto una mostra dedicata alla nostra santa con opere pittoriche molto belle e quindi il Teatro Massimo Bellini con Storia di Sant'Agata, sempre a Palazzo della Cultura, e poi un incontro con il professore Ettore e con un pool di professionisti dove Agata incontra le donne, quindi è tutta una serata su salute e benessere e prevenzione. Questo venerdì 4 alle 20.30 al Garibaldi Inesima, no, giusto? Al Museo Diocesano. Ecco, il professore Giuseppe Ettore è direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'unità operativa complessa dell'Arnas Garibaldi Inesima. Quindi questo è sarà una serata molto bella, interessante. Venerdì alle 20.30. È un servizio pubblico. Si torna a promuovere delle iniziative per i giovani l'indomani, il 5 di agosto, vero? Sì, con il Teatro Stabile, con Agata Giovane tra i giovani, come vede è sempre ricorrente la parola giovani, no? Unita ad Agata, quindi è importante anche questo aspetto. E poi la giovane Agata nell'arte con un videomapping al Museo Diocesano e il trionfo di Agata, il trionfo dei giovani, come vede si ripete sempre, che è un bellissimo concerto a Palazzo degli Elefanti, quasi a conclusione dei festeggiamenti, sarà il 16 agosto. La Candelora è il giorno 7 agosto, inaugurazione, giusto? No, ho sbagliato, è il 10 agosto. La Candelora è il 10 agosto e sarà in Piazza Duomo, diciamo, esce 19, da Casavara e va a Palazzo degli Elefanti. Tra i tanti errori che ho commesso stamattina, questo lo voglio riparare. 10 agosto, ore 19, Candelora di Monsignor Ventimiglia in Piazza Duomo. Sì, questo è un momento di attrazione. Ecco. E poi c'è questa bellissima iniziativa, questo progetto sugli abusi sui minori che è Invisibile agli occhi, promosso dal professor Vito Pavone, dal professor Enrico Parano, con il CNR, insomma un progetto importante. Molto bene, e lei ha fatto un programma di grandissimo rilievo, di grandissimo livello come presidente del Comitato delle festività. È fortissima la devozione, rimane fortissima la devozione verso Sant'Agata, vero Catania? Rimane fortissima perché, guardi, Sant'Agata, io dico sempre, non è un simulacro, è un busto reliquiario, quindi lei è viva, c'è, è dentro e guarda tutti, non abbiamo bisogno di affannarci, di spingere, di arrivare primi. Sant'Agata ci guarda tutti e come dice il nostro carissimo arcivescovo Monsignor Renna, anche un cero piccolo è significativo per Sant'Agata, non ha importanza portare ceri anche molto pesanti che ovviamente sono per carità un simbolo per i catanesi, per i devoti, però a volte anche un fiore, un piccolo cero va bene lo stesso. Certo. E la compostezza, la devozione, la fede che hanno dimostrato i catanesi, con cui mi congratulo con loro, mi congratulo anche con il mondo delle Candelore, che devo dire hanno fatto una festa di febbraio
ordinata, quindi questo va detto. Confermiamo, l'abbiamo testimoniata e raccontata più volte. C'è un'osservazione che vorrei farle per chiudere provvisoriamente, poi naturalmente seguiremo tutto passo passo, ci mancherebbe altro. A proposito di Monsignor Renna, che è sempre particolarmente partecipe alle iniziative religiose e alle manifestazioni, ha detto tra l'altro chi porta la candelora non accetti compromessi. È un riferimento un po' vago, che cosa intendeva? Ma guardi, noi ovviamente in primis l'arcivescovo abbiamo cercato di dare alla festa appunto abbiamo dettato delle regole. Devo dire che prima di noi la festa era un po' più libera, diciamo così. Noi l'abbiamo resa una festa più ordinata, più composta, seguendo le regole in maniera facilissima, perché quando si seguono le regole valgono per tutti, cioè tutti dobbiamo andare nella stessa direzione. Se tutti seguiamo le regole, tutti ci comportiamo in un certo modo, non ci saranno mai problematiche. Quest'anno non ci sono, per esempio, un esempio banale, in piazza Sesicoro quest'anno, il giorno del tè dell'offerta della cera, le candelore erano tutte schierate già dalla mattina, quando negli altri anni c'è stato qualche piccolo problema, le solite prove, queste cose che magari... Schermaglie, diciamo, no? Schermaglie tra di loro, che poi sono dei giochi, sappiamo. Però quest'anno non ci sono state, perché abbiamo detto chi non si presenta non partecipa, perché così la festa è di Sant'Agata, lei è la protagonista, non possiamo permettere che nessuno... vada oltre, no, non è possibile, e loro devo dire che si sono comportati benissimo, come sempre. Complimenti a lei e a tutti i fedeli. Naturalmente ricordo io sono molto felice che quest'anno abbiamo, scusi se l'ho interrotta, abbiamo finalmente il sindaco che è un grande sindaco e che ci potrà finalmente anche collaborare, proteggere in qualche modo e far sì che la festa sia ancora più bella. Ecco, complimenti e grazie ancora. Vi seguiremo man mano, passo passo. Grazie a Mariella Gennarino, che è Presidente del Comitato delle Festività di Sant'Agata. Adesso cambiamo completamente argomento. Buonasera, prego. Buonasera. Sono l'organizzatrice per l'evento che ci sarà qui domani sera. C'è un evento domani sera, lo so, perché tu sei il presentatore dell'evento. Sì. Ah, sei tu che devi presentare? Sì. E la bella presenza? È in ritardo? Non avete in ritardo. Almeno ti hanno briefato? Non ho capito. Ti hanno briefato? No, non mi hanno briefato, aspettavo qualcuno che infatti Ti briefo io. Oh, grazie, Okay. grazie. Allora, domani Sì. è un evento della Michelin. Scusami. Perché lei evidentemente è l'organizzatrice. Pronto? Samira è la mia stagista, scusa. Pronto, Samira? Organizza questo evento. Come ti sei impallato il computer? Vabbè, stai tranquilla, Samira. Stai tranquilla. Non urlare! Risolvo io. Sì, risolvo io. Questa cosa me l'hanno insegnata al master in comunicazione alla Yulm. Fa la figa. Deve essere una cosa tipo copia inchioda. Allora, mi stava briefando perché... Dicevamo, quindi evento, là in fondo Sì. mettiamo un angolo, Sì. catering, ok? Un'ambientazione tipo fabbrica del cioccolato. Bello. Dove sono i nani? Dove sono? I nani. Che ne so? Non mi sembra di aver chiesto il mondo. Ho chiesto 20 nani vestiti da lecca. Proprio la base è che... Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, sì, perché tra l'altro io Pronto? presento... Samira, ancora? Samira, non lo so con questo computer. Senti, ti do il numero dell'assistenza. Sì, 0024 32. Chiedi di Bill Gates. Sì, come in inglese tanti gatti. Sai l'inglese, dove vuoi andare? Vabbè. Se non ti risponde, ti lascio la mail. billgates@gmail.com. Chiocciola con 2C. La scelta veramente. per essere stagisti fino alla sera. Mi briefi, per favore. Là mettiamo un totem, Ok. 6 metri circa, 6 metri di totem? ricoperto di prosciutto. Bello. Cosa fine? Bello, fine, molto fine. Ancora, Si guarda. senta, però mi può briefare così. Scusami, sono Ho capito, Guarda. perché lei già organizza gli eventi, classica, insomma. Pronto? È un ruolo Samira. delicato. Però Samira, No, i nani non sono ancora arrivati. no, non si sono visti. Abbiamo un problema? Si sono arrampicati sul totem.
Si stanno mangiando tutto il prosciutto! Ma chi? Ma fateli scendere i nani! Stanno mangiando il Ma prosciutto. come non capisco? Ma che lingua parlano? Che lingua parlano i nani? Ma come facciamo senza i nani? Come facciamo senza il prosciutto? No, deve stare calma! Deve stare calma! Deve stare calma! Calma! Ma mi hai messo le mani addosso? No, come io ho messo le mani addosso. Sei un violento? Sono un violento, ho fatto una voce. Sei un bruto! Ma scusate, secondo voi, onestamente, sono dei testimoni? Ancora! Ah! Miau! Come cambia? Vabbè. Miau! Ti faccio le palla di pelo! No, dobbiamo briefarci ancora. Grazie a Giorgia Battocchio! Eccoci qua, allora è il momento delle stelle con Marco Amato, a te la linea. Buongiorno, buon caffè. Buongiorno Sicilia. Buongiorno. Di chi parliamo male oggi? Male mai di nessuno, ma oggi in particolare ci incuriosiremo di una collega giornalista che è Giorgia Cardinaletti e di Cesare Cremonini, su cui si vocifera sia una coppia, che siano un amore appunto. Ma tu non hai le prove, non hai le prove, no? No, le prove non le abbiamo, del resto è la loro vita privata ed è giusto semplicemente ipotizzare. Giusto. Per cui bravissima Giorgia, perché è stata una giornalista assolutamente preparata, fulminea nella sua carriera perché si è occupata immediatamente di cose interessanti, tra l'altro dalla Formula 1 a programmi di sport, e immediatamente poi è stata volto del TG, sostituendo anche Giorgino. Complimenti a lei, classe innata e ottima preparazione. Cesare Cremonini, che dire di lui? Bravissimo cantautore, si è cimentato anche nel cinema, una marea di premi vinti per sua bravura sia canora che creativa. Ebbene, foto insieme, negli stessi luoghi, e si vocifera un po', ma vediamo un po', lei è una Toro e lui è un Ariete, l'inizio e il proseguimento. Decisamente le stelle salutano molto bene questa coppia zodiacale che è succedanea, ovvero i segni attigui tra di loro hanno in genere in comune la presenza di Venere e Mercurio, quindi dialogo e affetto possono essere possibili, quindi auguri e in bocca al lupo a questa coppia che secondo le stelle esiste veramente e magari ci stupirà. Oggi superluna in Acquario, agosto vi ricordo che è un mese con 2 superlune quest'anno, questa prima di oggi e l'inizio del 1 agosto accade in Acquario, è una luna che quindi porterà benissimo ad Acquario, Bilancia e Gemelli, volitivi e decisionisti come non mai, sono capaci di cambiare le loro vite e quelle di tutto il resto dello zodiaco, mentre invece i Terra, Toro, Vergine e Capricorno sfrutteranno questa luna in 3 maniere diverse. Toro è un po' più in difficoltà degli altri perché si rende conto del limite, mentre invece la Vergine, un po' stanca, riuscirà a capovolgere una situazione che le sta molto a cuore, anche a rendersi conto che vuole amare in maniera diversa. Capricorno, passione, passione e ancora passione. Il fuoco, sicuramente Ariete è quello che se ne avvantaggia più di tutti, è una luna amicale fatta di affinità elettive. Leone invece tende ad averla in opposizione, chiaramente una luna piena, quindi il Leone dovrà fare i conti con come lo vedono gli altri e quali sono i limiti della sua azione. Sagittario riprende l'ottimismo con gli amici e ha una visione un po' più positivistica di tutto l'andazzo in generale. Pesci, Cancro e Scorpione gli Acqua sono assolutamente un po' più presi di mira, lo Scorpione sicuramente perché è stanco. Allora, lo Scorpione è un po' preso di mira, mentre invece il Cancro enfatizza di molti suoi obiettivi, tanto da diventare quasi molesto, quindi un po' calmatevi un pochettino. Pesci ha una visione delle cose oggettiva e lucida, quindi vi auguro buona superluna, buon 1 agosto e buone stelle. Buon caffè, grazie a Marco Amato, naturalmente. Grazie a voi ragazzi, anche da noi buona Scorpioni, giornata. che insomma non ce la passiamo così. Allora, tu lo sapevi che, aspetta, prima di questo c'hai un... Guarda, c'è una curiosità, se la possiamo fare vedere, però una cosa che va approfondita, c'è la nuova Cosa Nostra, un'indagine della Stampa. Dopo Messina Denaro la mafia sta cercando il rilancio e firma nuovi patti con l''ndrangheta per tornare protagonista nel mondo dei narcos.
Ross, e c'è una guerra proprio tra bande siciliane e calabresi in Canada, scorre di nuovo sangue, quindi ci sono nuovi assetti internazionali. Orrore. Va bene, lo sai che esattamente oggi che giorno è? 1° agosto del 1291, con il patto eterno confederale, la Svizzera ha preso le distanze dal potere dell'imperatore e ha messo le basi per la propria attuale Confederazione Elvetica. È nata nel 1291. 1° agosto 1519 Carlo V viene eletto imperatore, governando su un territorio che andava dal Sud America alle Filippine. Hai capito? La famosa frase che sul suo impero non tramontava mai il sole. Nel 1865 a Torino, il 1° agosto, usciva il primo numero del Sole, per iniziative di alcuni industriali, non è quello lì, eccolo qua. Un giornale commerciale e politico recitava il sottotitolo: 100 anni dopo la testata si è unita il principale concorrente 24 ore con la proprietà di Confindustria, ecco quindi Sole 24 ore, che ancora oggi è editore del quotidiano La Confindustria. 1° agosto 1941 viene prodotta la prima Jeep, che immediatamente gli americani inviarono sugli scenari di guerra europei, trasformandola così in un simbolo di veicoli militari. Il 1° agosto 1971 al Madison Square Garden di New York i musicisti più importanti da allora si riuniscono per uno storico concerto. Sono Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, e così si ritrovano sullo stesso palco, riuniti da George Harrison, eccolo qua, per raccogliere fondi per la popolazione del Bangladesh. È stato il primo di una lunga serie di eventi in cui le rockstar fanno beneficenza, ma il 1° agosto è una data storica anche perché nel 1981 MTV ha inaugurato le sue trasmissioni, cambiando per sempre la storia della musica pop. Il primo video musicale, pensate, 1° agosto 1981 viene trasmesso e ha un titolo più che profetico. Loro erano i Buggles inglesi, di cui sono perse le tracce, ma la canzone rimane ancora, si chiama Video Killed the Radio Star. La TV ha ucciso le star della radio. Vi salutiamo così e ci diamo appuntamento a domani. Video Killed the Radio Stars, buona giornata. A domani.